Giorno 17, oggi andiamo a Sappada anche se piove. Pronti via, super colazione che adesso mi basterà per una settimana e andiamo su a Sappada. Tra l'altro vi voglio dire anche il nome di questo albergo perché mi è piaciuto molto, soprattutto il personale. Si chiama Miravalle e ho visto su Booking che tra l'altro è anche il più economico di Forni a Voltri. Il cielo non è malaccio. Adesso sono le 9:20, vediamo quanto stiamo. Sono le 10:20, un'oretta. Non siamo a cima a Sappada, però siamo a Sappada. Non era così impegnativa, me l'aspettavo molto peggio. E qua ci sono anche le sorgenti del Piave. Quanto si sta da qui alle sorgenti del Piave? Farai un'ora e mezza, un'ora. Cosa c'è da vedere lì? È interessante, carino. C'è delle montagne spettacolari, c'è il Peralba, poi il Cardenis, E poi c'è il rifugio. Per i Dai che laghi, dormi un attimo prima al rifugio Rododendro. C'è un sentiero che sarà un'ora e mezza. bevuto l'ennesimo caffè per avere qualche informazione. Allora, intanto adesso andiamo a vedere le sorgenti del Piave. Dovremmo stare un'ora e mezza ad arrivarci circa e poi da lì, tornando indietro, saliamo su verso i laghi d'Olbe. E una precisazione, quella non era Sappada ma era proprio cima a Sappada, Sappada è più in alto. Ma pensate che se avessi fatto questo viaggio 3 anni fa avremmo escluso Sappada, perché è passata dal Veneto al Friuli solo nel 2017. La via è chiusa. Fu creata da coloro che sono morti e i morti la custodiscono. La via è chiusa. Sono le 11:30 e sta iniziando a piovere. Per fortuna sono giusto arrivato in questo rifugio, quindi adesso ci fermiamo, mangiamo qualcosa, aspettiamo un po', vediamo se passa. Se non passa, indossiamo gli impermeabili e continuiamo verso le sorgenti. Come non detto, è già uscito il sole, ho preso un bel panino e adesso lo andiamo a mangiare sulle sorgenti. Tra l'altro ho lasciato la bici al rifugio e camminare senza doverla spingere è un'esperienza mistica. Guardate che pulite che sono adesso le montagne. Oh, ma che bella giornata è uscita! Spettacolare! Magnifica proprio! Cioè, dai, guardate che roba! Eccoci qua, è l'1:40 e siamo arrivati! Qua abbiamo il ponticello e qua la sorgente. Guardate che piccolo che nasce, è proprio un rivoletto, come un bambino. Ma se fosse solo per la sorgente non so se ne vale la pena, però guardate che vista. E qua ci possiamo fermare anche a mangiare. Al rifugio ho preso un panino alla Luianie, che in friulano vuol dire salsiccia, ma è un po' scarnetto, proprio un pane e una salsiccia. Mi aspettavo un po' di cipolla, magari una foglia di insalata, sapete? Vabbè, mangiato, prendiamo un po' di acqua di sorgente. L'acqua fredda come la morte.
Adesso sta venendo freddo in generale, in realtà. E lì c'è un uccellino fermo a mezz'aria che lotta contro il vento. Queste riprese di fiori le faccio perché so che piacciono a mia mamma. Comunque adesso stiamo ritornando alla bicicletta per prendere la tenda e andare su ai Laghi d'Olbe. Il tempo non lo capisco, c'è un nuvolo, poi torna bello, poi nuvolo. Speriamo non piova, appunto, e basta. E facciamo così, ci vediamo direttamente alla bici. Eccoci. Ho provato ad aspettare un'ora e mezza al rifugio per vedere se passava la pioggia, ma non è passata. Quindi mi sono bardato tutto e andiamo sullo stesso. Lassù mi hanno detto che c'è una bella tettoia dove posso mettere la tenda, quindi top. Mi preoccupano solo le scarpe, perché anche se gli stivali sopra le coprono dalla pioggia, però adesso il sentiero è tutto bagnato e zuppo. Ma l'avete visto? Troppo lenti mi sa. È appena passato un capriolo, ma proprio qua davanti, 2 metri. Vai che siamo quasi sulla cima, no. Ecco, adesso so già che mi lavo i piedi. Uno, ne ho lavato uno. Dai, almeno uno è salvo. Un piede bagnato, questo è l'inizio della fine. Comunque non abbiamo visto le Aganis, ma non potete dirmi che non vi ho mostrato acqua. Tra pioggia, piave e cascate, oggi mi sa che ne abbiamo vista più di ogni altro giorno. Ma guardate qua, se domattina sarà bello, immaginate che spettacolo vedremo. Ecco la casera, stanotte dormiamo qua. Questo mi rassicura un sacco. Comunque adesso sono ancora le 6:40, ci abbiamo messo 1 ora e 10 ad arrivare qua su, quindi andiamo a vedere anche i laghi. Li vediamo con questo brutto tempo e domani, se è bello, li vediamo di nuovo e facciamo la comparazione, perché in quanti vi fanno vedere i laghi sotto la pioggia, eh? E qua mi bagno i piedi di nuovo, ma ho avuto un'idea. Tac! Ecco lo scalinetto. Mamma mia che genio! Mi sono lavato con lo schizzo però. E dato che il tempo permette, vi tolgo anche dal preservativo. A parte il fatto che guardate che vista, cioè Yoimo Daimo e anche un po' Daimo Yoimo. E siamo a 2164, cavolo. Oggi abbiamo fatto un bel dislivello tra Forniavoltri, Sappada, Sorgenti del Piave, poi giù di nuovo ai Laghi d'Olbe. Ah, a proposito, voi li volete vedere magari? Aspetta. Bene, e adesso torniamo indietro che ho fame, sono le 7, sono frullano io. Eccoci, non vi ho fatto vedere tutto il procedimento perché stavo crepando dal freddo. Mi sono dovuto togliere i vestiti, asciugare, perché non potevo mettere altri vestiti però bagnato. Li ho cambiati, ho fatto la tenda e adesso mangiamo. Però non posso fare un fuoco, quindi mangeremo i würstel freddi. Se non altro oggi col panino alla salsiccia mi hanno dato anche una bustina di maionese. E niente, non ho altro da contarvi, ci vediamo domani. Giorno 18, ipotermia, portami via, è freddissimo.